sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica. Durante la cerimonia di commemorazione davanti al ponte che a Venezia porta il suo nome per il decennale della comparsa di Valeria Solesin, le parole del fratello Dario confermano come l'esempio e la vita di Valeria siano ancora oggi un tesoro prezioso che continua a portare frutti di unione da custodire. Sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica, perché mi sento di dire, di utilizzare un aggettivo come questo, perché veramente da parte della famiglia almeno nei confronti del Comune di Venezia c'è sempre stata tantissima riconoscenza. L'abbraccio di Venezia è sempre stato presente fin dai primi giorni. Dario ripercorre anche le sue difficoltà personali a tornare a Parigi e spiega perché non ha voluto mai partecipare al processo. Ero stato a Parigi giusto una settimana prima degli avvenimenti e anche successivamente ai fatti non sono più tornato a Parigi perché volevo tenermi vivo il ricordo di mia sorella per quello che era, con quel sorriso contagioso che aveva. Ha partecipato al processo mia mamma in rappresentanza di tutta la famiglia e ha partecipato all'intero processo in prima persona, quindi ha seguito un po' tutto il filo processuale.